Buongiorno a tutti da Giovanni, benvenuti sul mio canale dall'Otto Idea. Oggi ne abbiamo 25 di settembre del 2021. Oggi vi faccio vedere come io vado a estrarre, diciamo, i semi di vari ortaggi. Possono essere anche della zucchina. Questa è la zucchina lunga bianca di Sicilia, quella, diciamo, zucchina 40 giorni. Questa qua, poi abbiamo dei belli pomodori cuore di bue. Se voi dovete lasciare insomma, vi interessano semi per metterli a dimora all'anno successivo, dovete lasciare i primi pomodori che si trovano di sotto. Tipo prendete una pianta, tipo una pianta di pomodoro, e togliete tutti i pomodori che crescono di sopra e lasciate e lasciate crescere solamente nella prima, nella seconda. Bisogna vedere dove nascono i pomodori, impaccatura, diciamo. Io sto portando un esempio del pomodoro, e la lasciate crescere finché quando il pomodoro matura, proprio matura, che insomma che si spacca. Ovviamente questa spaccatura è il classico pomodoro cuore di bue. La varietà è che si spacca. Il cuore di bue fa delle crepe, come potete vedere, e io l'ho preso. Insomma, lasciarla finché quando matura, e poi quando il pomodoro è maturo lo prendete. Dovete sacrificare, insomma, una pianta, lasciate 2-3 pomodori e togliete mano a mano, e togliete tutti i pomodori che si fanno, in modo che la pianta si concentra a dare il nutrimento solamente in quei pomodori che voi avete lasciato. Allora, ora vi spiego una cosa. Questi sono pomodori, questo è il classico pomodoro costoluto catanese. Io questi due pomodori, io ho sacrificato una pianta, ho tolto tutte, tutte le piantine, diciamo, di pomodori, che mano a mano che c'erano le toglievo per fare crescere, insomma, questi due pomodori. Ora io in questa pianta, diciamo, io ho preso questi due pomodori e li ho lasciati stare tutti e due finché quando maturassero. Come potete vedere, già io l'ho preso un 4-5 giorni fa dalla pianta, e come potete vedere già piano piano c'è tutta la muffa, c'è già il pomodoro, già è tutto, insomma, diciamo che è maturo, diciamo, e comincia a fare la muffa. Ora non è importante, perché a noi ci interessano i semi, non è che diciamo, questo problema della muffa intacca i semi, anzi è meglio, così i semi si maturano di più. Ora io i semi, che ora vi faccio vedere un pochettino la situazione, io i semi, per esempio, di questo qua pomodoro costoluto catanese, che è il più antico pomodoro italiano, questo pomodoro costoluto catanese. Allora io i semi li vado a prendere così. Purtroppo dobbiamo sacrificare i pomodori, inutile che andiamo a prendere i pomodori verdi così, che poi togliamo i semi e questo ce lo mangiamo. Sì, è bello, anche di questa zucchina questa qua, questa zucchina lunga bianca siciliana, purtroppo ma è immangiabile questa qua. Però si deve sacrificare una zucchina, diciamo, per avere i semi all'anno successivo. Allora, come stavo dicendo, i pomodori, questi qua pomodoro costoluto catanese, diciamo, anche se così non c'è per niente, io l'ho fatto maturare apposta, li andiamo a fare, per state vedendo i semi qua, questi sono i semi, state vedendo? Questi sono i semi, state vedendo qua, i semi. Li andiamo a mettere qua ad asciugare, così non c'è bisogno di lavarli, io non li lavo. Andiamo a mettere i semi qua, andiamo a togliere la poppa e andiamo a mettere in questo, diciamo, ripiano di legno.
Purtroppo dobbiamo sacrificare uno, due, tre pomodori per avere i semi che già sono belli, belli maturi. State vedendo? Tanto poi non è che si sprecano, queste ora vanno alle galline che se le mangiano. Dobbiamo prendere i semi che già sono maturi. State vedendo che già sono bellissimi i semi, come cambia anche il colore, che non sono verdi, che i semi già sono maturi. State vedendo? Quelle che noi possiamo prendere prendiamo, perché già il pomodoro è così. Insomma, il pomodoro deve essere bel maturo. Questo è un esempio, diciamo, per l'estrazione dei semi. Poi ognuno può fare quello che vuole. Io li faccio così, senza lavarli. Io non li lavo, le prendo così, le metto sulla tavola, questa qua, questo le mettiamo qua, poi ce le diamo alle galline. Insomma, quanto più seme possiamo prendere e meglio è. La togliamo i semi fino a quando asciuga. Qua ancora c'è un altro seme, insomma. Dobbiamo far asciugare ora i semi così. E li facciamo, prendiamo un altro, lo stesso pomodoro. Andiamo a togliere i semi, perché come semi a voglia, non è che uno con questi semi si può coltivare diversi metri di orto. Allora, questa ora la lasciamo così, la facciamo asciugare e la lasciamo così. Questo è il primo. Poi passiamo al cetriolo. Praticamente è lo stesso procedimento, sia del pomodoro, sia della zucchina, o sia del cetriolo, è lo stesso procedimento, sia anche della melenzana, insomma è lo stesso procedimento come estrarre i semi. Identica cosa, io i semi non li vado a lavare, perché se voi le lavate, vi togliete, diciamo, quella pratina, diciamo, che può servire a seme a conservarsi più a lungo negli anni. Questo è il problema, perché se voi andate a lavare, togliete quella pratina, diciamo, che seme gli serve per conservarsi più a lungo possibile. Ora io vado a pulire questo cetriolo. Vedete, questo cetriolo lo state vedendo così, dici, ma come mai così? Questo è un cetriolo che io ho fatto maturare direttamente sulla pianta, è diventato giallo. La pianta è morta ed è diventato giallo. E cioè, non è importante, anche se è così, i semi si conservano lo stesso, come state vedendo, questo è un seme di cetriolo. Ora le prendiamo sempre così e le mettiamo così, senza lavarle, così, quanto più seme possibile, state vedendo? Così. Io le faccio così, non li vado a lavare. Questa è la poppa, la togliamo e poi la diamo alle galline, perché non si sprieve niente. Queste non c'è niente. Prendere un altro seme, lo andiamo a tagliare così, state vedendo che i semi già sono tutti maturi. E questi sono i semi del cetriolo maturi, state vedendo? I semi, quando volete fare dei semi di un ortaggio, le dovete prendere solamente quando sono mature. La pianta deve essere matura, o perlomeno la pianta deve essere secca, morta, e il pomodoro sta all'infuori della zucca, diciamo, la zucca poi uno se la mangia, però i semi sono buoni, perché una volta che la pianta muore, già la zucca resiste, diciamo, non è come il cetriolo, come il pomodoro. State vedendo il pomodoro,
insomma quello è diverso, però i semi già sono maturi e si possono fare. Questi qua sono i semi del cetriolo. Questo è un cetriolo che è nato da solo, là vicino là. Io l'ho lasciato come seme, è nato solamente uno. L'ho lasciato e ha fatto i semi, e questo qua. Questi sono i semi del pomodoro cuore di bue. Questo lo mettiamo un pochettino più qua, che le facciamo poi asciugare, man mano che si asciugano si girano. Io ripeto, non li vado a lavare, c'è chi li lava, però secondo me lavare un seme è una cosa sbagliata. Si deve asciugare a sole così, che poi man mano che se vedete un pochettino di polpa la andiamo a togliere e lasciamo solamente i semi finché quando si asciugano e poi si conserva. Poi vi faccio vedere quando sono tutti asciutti come li conservo io. Allora andiamo ora, questo lo mettiamo qua, andiamo ora a prelevare i semi del pomodoro cuore di bue. Vedete già quando i semi che ci sono qua, anche se è così il pomodoro non ci fa niente, purtroppo dobbiamo sacrificare 2, 3, 4 pomodori per avere i semi. Alcuni li prendono un pochettino verdi, insomma, in modo che il pomodoro non viene buttato. Però no, i semi secondo me non sono maturi, invece così già sono maturi, state vedendo anche del colore che non sono verdi. Questo lo andiamo a mettere qua, poi ce lo diamo, insomma non si spiega niente perché ora tutto questo pomodoro andrà alle caline. State vedendo quando ce ne sono quei semi e ce lo mettiamo qua. Questi pomodori mano a mano in questa tavola senza carta assorbente, diciamo, perché poi restano appiccicate della carta assorbente, anche se utilizzate la carta da forno resta sempre appiccicata. Invece così nella tavola, in questa tavola di legno, diciamo, man mano che che passano le ore, bisogna girare, è come quando uno fa l'estratto di pomodoro, diciamo. Allora poi ho anche dei semi, questi qua, melone verde d'inverno, quindi questo viene coltivato soprattutto nella zona di Trapani, Alcamo, insomma, della vicina, diciamo, trapanese, della zona trapanese. Questo è un melone verde d'inverno che in siciliano si chiama melone purceddo, melone purceddo. E queste qua state vedendo, queste che io non le lavo neanche, li andrò a mettere qua. Io ho un melone verde con la buccia rugosa, diciamo, crepata, diciamo, però è buonissimo, dolce. Questo li vado a mettere qua. Ora andiamo a prelevare i semi di questa zucca bianca lunga siciliana che io avevo seminato, che poi volendo anche si può mangiare come zucca, questa è una zucchina, però si può mangiare come zucca. Andiamo ad aprire così, andiamo a fare un altro taglio così e la andiamo a aprire. Guardate che meraviglia, già i semi sono tutti maturi come potete vedere. Questi qua, alcuni semi mi sono stati regalati da una persona che abita più sotto di me, diciamo, quasi vicino al paese. Ho visto le piante, un giorno ci sono andato, ho visto le piante che lui ha lasciato come semina, diciamo, le zucchine come semina. Perciò io ci sono andato un giorno, che sarebbe l'anno scorso, ci sono andato prima di Natale, ci sono andato in questo periodo, diciamo, ottobre, novembre, prima che veniva Natale. Ci sono andato e ci ho detto se voleva scambiare dei semi con me. Io purtroppo come semi avevo disponibili quelli della zucca, questa qua la zucca trombetta, alcuna zucca, questa qua rotonda, e qualche zucca napoletana, che ho fatto anche dei video che potete trovare se mi video sul mio canale. E lui mi ha detto no, io non c'è bisogno, insomma,
perché a me mi piace scambiare i semi, trovare varietà diciamo locali, antiche, prima che vanno in via di estinzione, diciamo. Purtroppo uno deve coltivare le cose nel suo territorio. È bello che uno coltiva cose del suo territorio, che li tramanda, diciamo, per non farli morire. Poi mi ha chiamato verso gennaio, quando la zucca già era pronta, e mi ha chiamato e mi ha dato i semi, un po' di semi, come state vedendo. Io l'ho fatta seccare e niente, poi li ho seminati qua l'anno scorso, verso aprile, e un paio di semi, un po' di zucchine li ho presi e ho lasciato solamente questa qua di una pianta sola per la semina. Tutto ciò che io li ho seminati di nuovo, dopo di qua li ho seminati verso, era l'inizio di agosto, diciamo, li ho seminati e è cresciuta a 3 zucchine questa qua lunga siciliana, insomma, per avere le zucchine diciamo natalizie, diciamo. Ora vi faccio vedere questa zucchina, guardate, io già ne ho preso questa qua, state vedendo, questa è un'altra zucchina, e un'altra zucchina dei semi che mi aveva dato questa persona. State vedendo, questa è già un'altra zucchina lunga. Una l'ho regalata alla signora Paola, la mia vicina di casa, e una me lo sono tenuto io. Ho seminato 5 piante, però qualcuno già sta crescendo. Purtroppo questa qua zucchina si deve coltivare in sera, diciamo, per avere le zucchine. Però io l'ho coperta, ci ho fatto la pacciamatura, diciamo, per proteggere da freddo. Questa è una zucchina che ho preso io 2 giorni fa. Ancora è fresco il taglio, 2 giorni fa. Perché si possono anche coltivare, si possono anche fare la seconda semina, diciamo, dopo che è finito il ciclo della zucchina, si può fare un'altra semina per avere le zucchine natalizie, diciamo. Allora, lasciamo stare questo. Questa qua, ora, questa è la zucchina bianca, come stavo dicendo. Andiamo a togliere i semi così, state vedendo come si tolgono, così. Ripeto, non si butta niente, perché poi la zucchina state vedendo che bello. State vedendo quando semi che ci sono. Bene, man mano che poi il sole li asciuga anche un pochettino di, diciamo, di polpa, si toglie quella in più e lasciamo solamente i semi. E questa qua, volendo, si può mangiare come zucchina, come zucca, state vedendo? È buona. E la mettiamo qua. Ora la lasciamo, la puliamo così, anche questa qua. Ora io aspetto che si asciuga tutto, come potete vedere. Ripeto, o sia di melenzane o sia di peperone, il procedimento è lo stesso. Io i semi non li vado a lavare, li faccio asciugare così a sole quando sono asciutti, e poi vedremo, quando sono asciutti vedremo il risultato, come io li vado a conservare. Allora, è passato un'ora da quando ho completato, diciamo, ho estratto i semi. Come potete vedere, ora piano piano il sole sta girando di qua, perché qua c'è l'albero di alloro, ci fa un pochettino di ombra. Però noi ogni un'ora e mezza, no, dobbiamo girare i semi praticamente di qua, dove c'è, state vedendo che c'è il legno qui bagnato, lo dobbiamo portare di qua, così, in modo che qua si asciuga, e poi lo portiamo di nuovo di qua. Lo dobbiamo fare finché quando si asciuga, ovviamente finché quando il sole se ne va. Ovviamente poi stasera, quando il sole se ne va, visto che qua c'è questa tavola che è fissa, è messa con i chiodi, diciamo,
e non si può togliere, andiamo a coprire con un sacco di plastica, o se no prendiamo i semi e li mettiamo in un contenitore, un sottovaso, insomma, e poi li mettiamo all'indomani, li mettiamo da 9 ore, così qua il tempo che si asciugano, state vedendo? E li mettiamo così, state vedendo già che questi qua si stanno asciugando, state vedendo? Poi di qua li passiamo qua e via di seguito. Questi qua dei pomodori facciamo anche altrettanto, state vedendo? Se c'è un pochettino di polpa, diciamo, che non ci sono semi, la possiamo togliere finché quando si asciuga, e la schiacciamo un pochettino finché quando si asciuga. Ora li facciamo asciugare fra un'ora e mezza, le passiamo di nuovo qua che il legno è asciutto e si asciugano nel frattempo i semi. Altrettanto questi qua del cetriolo, guardate, ovviamente qua ora ci batte un pochettino l'ombra perché c'è, come ho detto poco fa, c'è l'albero davanti e le facciamo asciugare così. E questi qua sono i semi dei pomodori cuore di bue. Noi li spostiamo più qua che c'è il sole, così li mettiamo un pochettino stesi così finché quando si asciuga un pochettino la polpa, diciamo, e poi si separa dai semi. Già questi qua sono quasi asciutti, questi qua della zucchina bianca lunga di Sicilia, state vedendo? Detta zucchina 40 giorni, questa qua, questi già sono quasi asciutti. Io ora questo qua le lascio stare qua, ora fra un'ora e mezza le passo di qua e le passo di qua, riflettiamo finché quando c'è il sole, dopodiché di sera, ovviamente, quando se ne va il sole, gli metto un po' di plastica e li copro, e poi lì domani quando esce il sole, diciamo, tolgo la plastica e li faccio asciugare e li faccio proseguire, diciamo, questo procedimento finché quando asciugano. Vediamo ora fra 2 o 3 giorni, e poi quando saranno pronti faccio il video, concludo il video, e nel frattempo vi faccio vedere come le vado a conservare. Sono trascorsi già 2 giorni, come potete vedere già i semi sono tutti asciutti. Poi di sera, quando li ho fatti asciugare la prima volta del video, li ho messi sopra in questa tavola, e poi la sera li mettiamo dentro, perché poi la sera c'è più umidità, e poi la mattina li usciamo e li mettiamo al sole finché quando asciugano. Io li ho girati qualche 3 volte, 4 volte e poi basta, perché l'importante è che già si comincia già ad asciugare, diciamo, la polpa dei frutti, poi i semi si asciugano da sé, poi la polpa diventa secca, come potete vedere qua del pomodoro, state vedendo già è tutta asciutta, perciò questa è della zucchina bianca siciliana, state vedendo, questa è del cetriolo, e già in 2 giorni si sono asciugate. Guardate, ora vi faccio vedere meglio. Li ho messi in questa tavola, qua c'è il pomodoro costoluto catanese, questo qua, state vedendo che già è tutto asciutto. La poppa del pomodoro è anche asciutta, perché non ci fa niente. Quando andiamo a seminare poi le prendiamo i semi e lo mettiamo direttamente nei vasetti o direttamente sul terreno. E questo qua è il pomodoro cuore di bue, state vedendo che già è tutto asciutto. Questo è il melone, questo qua vede di Alcamo, il melone purceddu di Alcamo, il melone quello verde, il melone invernale. Questo melone invernale dura, se noi lo vogliamo appendere, diciamo, con la rete, dura gennaio-febbraio, perciò fatevi voi i conti quando dura questo melone, che è un bel melone. Poi questa qua è la zucchina bianca siciliana, quella detta anche zucchina 40 giorni. Vedete, già i semi sono tutti asciutti,
la pellicola questa qua in superficie è seccata, e questo è il cetriolo. Allora abbiamo il cetriolo tortarello, i semi della zucchina bianca siciliana, il melone pulceddu, i semi del cuore di bue e i semi del costoluto catanese, del pomodoro costolese. Allora ora andiamo a conservare i semi. Allora io li vado a conservare in questi barattoli di vetro. Se voi li avete più piccolini bisogna vedere quanto seme avete. Secondo me qua il seme rispetto a volte della carta si conserva di più, perché non prende aria, e anche perché la carta, se sono un pochettino umidi, resta sempre, il seme resta sempre un pochettino umido. Invece così il seme si conserva di più, che è sottovuoto, diciamo. Allora ora io, questo è il cetriolo tortarello, cetriolo tortarello. Allora andiamo a prendere il cetriolo tortarello e lo andiamo a mettere nei barattoli così, e già il primo è fatto. Vedete, cetriolo tortarello. Una cosa importante, mettete anche la data e l'anno, diciamo, di produzione, così non vi confondete. Se ne avete di più i barattoli, così non vi confondete quando il seme è stato, diciamo, è stato prelevato. Questo è il pomodoro costoluto catanese, lo andiamo a prendere qua. Anche se è più grande del barattolo non ci fa niente, vedete quelli piccolini. Costoluto catanese. I barattoli per una settimana, vabbè che il seme è asciutto, per una settimana non li chiudete forte, perché se sono ancora un pochettino umidi, diciamo che ancora il seme butta sempre un pochettino di condensa, si asciuga, essendo che è aperto si asciuga un pochettino. Quando fate così fra una settimana e non appiccica sul vetro, significa che sono super asciutti e lo potete chiudere. Poi andiamo a prendere il pomodoro cuore di bue, che è qua. Mettiamo qua cuore di bue, zucchina bianca siciliana, che è questa, la famosa zucchina che si fa fritta con la pasta e con la ricotta salata, è una meraviglia, detta anche la zucchina 40 giorni, il melone pulceddu di Alcamo, melone pulceddu. Allora io vi ho fatto vedere tutto il procedimento, come io li vado a conservare i semi. Io i semi non li lavo, perché secondo me se voi li lavate, anche per separarla dalla poppa, diciamo, dal frutto, secondo me diciamo, togliamo quella platina che il seme si conserva di più, secondo me. Poi invece se voi lo fate come me, lo mettete in una tavola che si asciuga, poi la polpa si asciuga e poi si toglie, si separa dal seme, va? E come lo potete vedere così, state vedendo qua. Poi vedete il seme, lo vedete che dovete prendere la polpa, diciamo, asciutta, la scaglia di polpa che resta, solamente il seme. E il seme così secondo me si conserva di più anni e anni. Allora, io vi ho fatto vedere tutto il procedimento, se voi le volete lavare, le lavate. Io vi consiglio, una volta lavate, di metterla su una tavola, perché si asciuga prima. Le girate di qua ogni 2-3 ore, di qua, in modo che il seme non si appiccica, diciamo. Poi nel legno si appiccica meno rispetto alla carta. Una volta che sono asciutte, le conservate o nelle bustine di carta. Io preferisco i barattoli. Allora, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace, mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale, iscrivetevi per essere aggiornati. Un abbraccio a tutti da Giovanni da Lottetea. Ciao, al prossimo video, ciao!